Buon pomeriggio a tutti, benvenuti all'ippodromo Arcoveggio di Bologna. Sono prossimi al via i partecipanti alla prima corsa. Una prova per 4 anni non vincitori di 4.000 euro in carriera. Doppio chilometro per 9 soggetti. Il favorito è il numero 5 di Dasha S con Francesco Facci, una allieva di Alessandro Gocciadoro. Start che inizia a raccogliere i concorrenti per la prima. 1 Daisy Pan, Salvatore Valentino, 2 Dedalo, Daniele Cuglini, 3 Dio che bello, Roberto Vecchione, 4 Diogene, Roberto Faticoni, 5 Dash AS, Francesco Facci, 6 D'Antoine, Emanuele Masoero, in seconda fila 7 Dalida Ban, Nicola Salacone, 8 Diamond Horse, Maurizio Cheli, 9 Jacobin Norman, Andrea Bigliardi. Allenamento che va a comporsi con molta cautela. Dio che bella, arriva lanciato Diogene. La macchina stacca con velocissimo dal largo D'Antoine che cerca di andare al comando dal 6, gli rientrano all'interno in particolare Dedalo che si installa al comando all'imbocco della prima piegata. Dedalo in vantaggio nei confronti numero di 3 Diogene. Dio che bel squalificato. In terza corsia D'Antoine che però trova sempre al suo interno l'inserimento di Dasha S che vuole andare a sfilare e ci riesce. E così Dasha S al comando. Anzi prova ad andare al comando perché per il momento Dedalo ribatte, ci mette un po' di più del previsto ma passa alla fine. Dasha S al comando nei confronti di Dedalo, di fuori D'Antoine, terza posizione allo steccato per Diogene, in quarta c'è Daisy Pan che precede Diamond Horse, poi a leggero intervallo Jacobin Norman e Dalida Ban. I primi 600 metri che se ne vanno in uno svelto 45,4 per la categoria, con Dasha S che guida il gruppo, Dedalo in seconda posizione, in terza c'è Diogene, D'Antoine costretto allo scoperto, si porta in scia Diamond Horse. Retta opposta alle tribune in 15,8. Numero 7 Dalida Ban squalificato. Per Dash AS che continua a fare i propri comodi al comando nei confronti di Dedalo in seconda posizione e di D'Antoine che è all'esterno. 1,17 il primo chilometro. Dasha S al passaggio davanti alle tribune, sempre leader nei confronti di Dedalo, D'Antoine di fuori, Diamond Horse in seconda pariglia, mentre muove in terza ruota Jacobin Norman a un giro dalla fine. 15,6 davanti alle tribune, 1,32,6 i primi 1200 metri di corsa, con sempre all'avanguardia Dash AS, di fuori con coraggio D'Antoine, allo steccato bene Dedalo, viene in terza ruota Diamond Horse che scavalca D'Antoine che cede di schianto e cerca di portarsi sulla testa della corsa. Allo steccato ancora Daisy Pan, quando a 450 metri dalla conclusione Dasha S accelera per la prima volta, 2-3-2 per il miglio, Dasha S, Dedalo e Diamond Horse, questi tre bene avanti a Daisy Pan. Quando siamo a 300 metri dalla conclusione, Dasha S in totale controllo nei confronti di Dedalo e Diamond Horse, la retta d'arrivo per Dash AS che è facilissima al comando. Dasha S che domina come quando vuole, in percorso di testa. Dedalo è secondo, al terzo Diamond Horse. 1,16,7 ragguaglio cronometrico, 34 la chiusa. Poco più di un lavoro pubblico remunerato per Dasha S, Francesco Facci per Alessandro Gocciadori, colori della scuderia Altea, una figlia di Pasha Lest e della superba Etoile Rob, che in percorso di testa viene a vincere nettamente la prima corsa dall'Arcoveggio.